Pustir de 24 ore da esattancada de sosseggios pro las elezioni comunali in Sardegna de 39 comuni 38 hanno un sindaco nuovo. Uno de sur due centros che imprude bindi chi mizza abitanti di fatti esatta andare su ballottaggio. Silana Gherrare, Mario Puddu, primo sindaco pro su Movimento 5 Stelle in su 2003 e oi a capo dell'Istar de Centro che ha piccato belle su 38 pro Kentu desas preferenzias e Diego Corrias chi ha piccato su 31 pro Kentu desas preferenzias che in s'appoggio de PD, Movimento 5 Stelle, PSI e desa lista civica a Semini. In Iglesias ha vinto su centro-sinistra che sa conferma de Mauro Usai che ha piccato pure de su 70 pro Kentu desas preferenzias. In sos undici comunes che in una lista e biasi de Pia Tarribaria su quorum prelegere su sindico. In Macumele ha vinto Riccardo Uda, in Uliana hanno confermato a su sindico Sebastiano Congio, in Tortolì su sindico nuovo è Marcello Lado. In provincia de Tattari, in Palau hanno eletto a Francesco Giuseppe Manna, in provincia di Aristanis in Cabras hanno confermato a Andrea Abbis. Sa percentuale desorbitante esti stata de su 63,22 pro Kentu confermando il giudato desas amministrativas passadas. Ube però si votava a pezzi una die. L'hanno inaugurato questo manzano inarburata la playa in Castello su campus universitario nuovo intitolato a Emilio Lussu. Si struttura a tapperere in lampada e in principio a poter ospitare 200 baranti studenti su una porta che a basso straballo de su sicondulotto in su 2025 sosposto sana diventare 750. In su campus batta essere una palestra di 500 metro squadroso, una mensa che in battoschento spostos a sedere che a poter servire 1600 spastoso. S'apertura de su campus Lussu però no ata brandausas protestas de sos studentes universitarios chi custu manzanu sun falaus in pratta a su matessi tempur de inaugurazione pro sottolineare che sos servizios chi pertocan su diritto a si studiu non sono adeguaos e chi in Castello ba crisi de allogios pro studentes a prezzo giusto. Sa manifestazione de protesta ha bidus appoggio de su rettore Francesco Mola e de su presidente de sa regione Cristian Solinas. Sa conoscenza e sa menzus arma pro guerrare contra su pregiudizio, che in quest'idea SAISM, s'Assozio Italiano Sclerosi Multipla, partecipa a sa chita nazionale dedicata a questa patologia dal 29 de maio a Suser de Lampadas. Oggi è Dia Mondiale di Sclerosi Multipla e Crasa, sezione enugoresa de SAISM, falat in pratta, indennanti desacresia desargrassias pro informare sos cittadino supra sos sintomos, sos dirittor desas persones e su caminu vattu desa chirchi scientifica, s'unica arma pro parare fronte a sa maladia. Una vaina mandata dennanti da ESAISM nazionale vinzas che sa mostra Portraits, che si pode biere in presenza in Roma e Milano e in linea puru e mostra sa parte cubada desa maladia, a cominciare desa storia desa persones che hanno si sclerosi multipla. In Sardegna sono più de 7.000 sas persones che in questa patologia est importante che i loro familiari iscana che non sono solos. E SAISM de Nugores presente da medas annos che in un servizio de assistenza e consulenza. Edizione 30 Chimbe de su Salone Internazionale de su Libru de Torino. Sa Sardegna regione ospite che in 30 editori in mostra e 200 bindi chimizza presenzias in su tretto dedicao a un'isola in Sispricu. Un bello risultato arribau grazie a su traballo compartiu desa regione, desa Fondazione Sardegna Film Commission e desAES. Quest'anno Salim Sarda è stata sa protagonista che in su romanzo de Pepe Corongiu s'intelligenza de Elias che ha tammaghiau su pubblico de su Salone accudiau a si spazio desa regione e ha apprezziato su dibattito letterario in sardos e minoranzias piemontesas. Andava a vedere Enzo Cugusi, rappresentante dell'Assozio Sardos Gramsci de Torino, Giacomo Lombardo, rappresentante della comunità occitana della Valpo e sindaco storico del comune de Ostana, Teresa Geninatti, rappresentante della minoranza franco-provenzale de Piemonte. Noi abbiamo apprezzato questa presentazione in intro su Salone proprio, però è tutta un'impresa, abbiamo usato un'associazione Gramsci di Torino, una minoranza linguistica, la minoranza occitana e la minoranza franco-provenzale del nord del Piemonte. Insomma è stata una presentazione, io penso che sia in banner del Salone, sia sul primo libro in lingua sarda, il primo romanzo in lingua sarda, sia di stato presentato. Noi della minoranza abbiamo sempre
viviamo col terrore della scomparsa della lingua che vediamo arretrare giorno per giorno, per cui vedere una persona che si dedica anni per scrivere un libro in sardo, quindi in lingua minoritaria, vuol dire che tutto non è ancora perduto. Anche da noi nella Rocitana abbiamo qualcuno che sta scrivendo in occitano e quindi con tutto quello che sta congiurando contro di noi, però noi resistiamo e questa è una bella dimostrazione. Per noi di Parlata Franco-Provenzale, veder pubblicato un romanzo di tale spessore, sia dal punto di vista proprio della narrazione, sia dal punto di vista della lingua scelta, è un sogno che si realizza e una grandissima speranza, perché vuol dire che con il vostro esempio, con l'esempio di Beppe, è possibile andare avanti, è possibile che una lingua di minoranza forte si faccia sentire forte e chiara, e quindi grazie per l'esempio Beppe, e adesso ci cimenteremo anche noi, magari non 500 pagine, ma ci cimenteremo anche noi nella pubblicazione di qualcosa di valore, sperando di riuscire a raggiungere le tue vette e le vostre vette. Grazie ancora per l'invito di oggi. Un'altra tappa de primore pro Elias chi s'autore Peppe Corongiu conta che in Braga manna. Sul libro è correndo da un anno, ma già un montone di soddisfazione e di pregio. È un libro che conta da Sardegna de O e de Grasa, è un libro scritto in lingua sarda per un scevero veramente forte. L'ho presentato ci da passata in Udine o in Torino, dunque è un libro che ha passato su Mariburu e cerca di sapere a tutto il mondo. È un libro che si rivede per contare del mondo de O in lingua sarda, in uno sardo bello, in uno sardo di dignità, in uno sardo che si spera da possa piacere a tutti i sardos. Spero di iscrivermi a me da Satros e di presentare in ogni luogo. Lingua sarda, dunque, protagonista grazie a sperias as presentazioni editoriali de Sisre, che in ambito de esas acciones pro promuovere attività istituzionale e pro volontà de impinnu de su presidente Stefano Lavra e de su consiglio di amministrazione ha dato un contributo umano a edizione 2023 de su salone. Sisre a Torino, in occasione di questa importante iniziativa internazionale, ha pensato di presentare due pubblicazioni, una dedicata a Grazia Deledda, sul Nobel di Sardegna, e l'altra dedicata al professor Enzo Espa. Amburduo sono illustres conterraneos e hanno dato meda a Sardegna. In questo sucro Sisre intende battere innanzi questa iniziativa del coinvolgimento partendo proprio da Sisre o i suoni in Piemonte, in particolare sul circolo dello Sardo de Biella e sul circolo dello Sardo de Torino. Viene essere presente posa presentazione ustumerie sul Salone Internazionale di Torino. È un'occasione di confronto, di amistade, e è un'occasione che vince a può battere innanzi un'idea di Sardegna di valore che possa essere di esempio per la generazione che hanno bene ventura.